Una serie di finanziamenti arriveranno presso il Comune di Bivona e seguiranno altre iniziative che già avete in cantiere. Quali in particolare? Sì, in queste settimane si sta concretizzando il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. L'ufficio tecnico ha redatto le gare d'appalto per diversi e importanti interventi, tra cui l'illuminazione pubblica per un appalto di 1.900.000 euro, già è stata individuata la ditta, che ci consentirà un risparmio di 200.000 euro l'anno di energia elettrica, perché si cambieranno tutti i corpi illuminanti a LED. Un altro intervento importante che è dato già a gara, è stata individuata la ditta, è sulla riqualificazione urbana di alcuni alloggi e sulla piazza Marconi per 1.500.000 euro, e poi altri interventi si stanno facendo, già sono andati a gara, sulla viabilità rurale, Contrada Cerasello Boschetto per 500.000 euro, la Bivona Santo Stefano nel tratto Santo Pietro per 720.000 euro a cura del dissesto finanziario. Entro fine anno partiranno pure le gare d'appalto per il canale di Gronda, che metterà in sicurezza il nostro comune nella parte alta del paese per 1,5 milioni, e un altro finanziamento che sta andando ormai a gara d'appalto è la valorizzazione del geosito di Pizzo Mondello per 1.200.000 euro. Quindi non possiamo che esprimere come amministrazione comunale soddisfazione per questi lavori che daranno l'opportunità, assieme ai tanti che già sono partiti, daranno la possibilità di avere maggiori servizi, di avere una viabilità migliore e quindi dare la possibilità ai cittadini di beneficiare, diciamo, di questi importanti finanziamenti che vanno a concretizzarsi. Il libero consorzio d'Agrigento sta ricevendo il decreto da parte dell'assessorato delle infrastrutture per l'importante gara d'appalto di 14 milioni di euro della Bivona Borgo Bonsignore. Quindi tutto il lavoro che si è fatto in questi anni finalmente sta trovando concretezza nelle gare d'appalto e nella partenza dei lavori. Ecco, le novità sulla Mare Monti? Sulla Mare Monti è stata espletata la gara da parte del Genio Civile, penso che sarà individuata la ditta di progettazione e a breve avremo un incontro sia con l'assessore Falcone sia con il sottosegretario alle infrastrutture Cancellieri per trovare le risorse, che sono 120 milioni di euro, per portarla poi a gara d'appalto.